ore 13. GR1. È morto Silvio Berlusconi, finisce un'epoca e si chiude un pezzo di storia italiana. La notizia ha già fatto il giro del mondo, il cordoglio di tutta la politica. Buongiorno da Erika Crispo. La notizia della morte di Berlusconi è arrivata poco dopo le 10:30. Abbiamo dedicato un lungo speciale su Radio 1. Qui vicino a me in studio c'è Gianluca Ruggirello. Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi, indubbiamente un uomo che ha cambiato la storia del nostro paese dal punto di vista politico e non solo. Probabili i funerali di Stato a decidere il prossimo Consiglio dei Ministri, ma sentiamo subito questo nostro ritratto. Quello nel quale si è inventato nel 94 il Da imprenditore vulcanico e spregiudicato tra edilizia, televisione e calcio, a politico altrettanto esuberante e orgoglioso fino all'ultimo di un ruolo che Silvio Berlusconi riteneva la storia gli avesse assegnato e la cronaca sottratto con le sue miserie, senza peraltro riuscirci fino in fondo, come rivendicato anche nel discorso di sostegno al governo Meloni, il centrodestra l'ho fondato io. La sua ascesa in piena era craxiana nella Milano da bere con legami personali con lo stesso Bettino, poi arriva Mani Pulite, la fine della Prima Repubblica, in pochi mesi e molti spot elettorali che promettono un nuovo miracolo italiano. Berlusconi, che si presenta orgogliosamente come un outsider della politica, arriva a Palazzo Chigi. Da cavaliere a caimano, da governo a opposizione, di nuovo governo per oltre 2 decadi, con tanto di interdizione dai pubblici uffici e rielezione in Senato. Presidente operaio, meno tasse per tutti, il contratto con gli italiani, il Vangelo dell'anticomunismo e il duello infinito con la magistratura. A sinistra sanno solo odiare, altro adagio amaro per lui che aveva perfino perdonato Bossi per aver sabotato il suo primo governo aiutandolo la notte dell'ictus. Lasciatemi lavorare, ripeteva ad amici e nemici, gli uni e gli altri, accomunati spesso da interessi personali anche se contrapposti, ma i suoi più cari, quelli con lui fin dall'inizio, e la sua famiglia hanno spesso cercato di salvarlo anche da se stesso, tra cene più o meno eleganti, non matrimoni fastosamente celebrati, bunga bunga e divorzi milionari. Le donne al cavaliere sono sempre piaciute e costate moltissimo anche in termini di reputazione, arrivando ad offuscare i suoi momenti di gloria, il memorabile discorso al Congresso americano, primo presidente italiano a parlare alla Knesset, pratica di mare con la NATO per la prima volta aperta alla Russia a Putin. L'amicizia col presidente russo diventa, con la guerra in Ucraina, ragione di nuove accuse e sospetti. Se ne va senza eredi politici diretti Berlusconi, tutti eliminati per un quid o autoeliminati come il Fini del Che fai mi cacci. E forse era davvero impossibile scegliersi un erede che somigliasse alla sua umanità eccessiva, perfino nella fisicità, la bandana dopo il trapianto di capelli, il volto insanguinato per la statuetta del Duomo scagliata in faccia, il piede che sale sul predellino a fondare in una sera il nuovo centrodestra. Se ne va l'uomo, inesausto, puntava ai 120 anni che non gli sarebbero comunque bastati, ma certo l'era berlusconiana sarà compulsata ancora a lungo dopo di lui. Noemi Giunta, GR1. Le condizioni di Berlusconi si sono aggravate nelle ultime ore. Questa mattina il fratello e i figli hanno raggiunto l'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato e dove si trova il nostro inviato Claudio Vigolo. Claudio. Sì, mi trovo qui davanti. La notizia questa mattina era iniziata a rimbalzare via social prima ancora della conferma ufficiale, si è iniziato a parlare poco dopo le 10 e poi è arrivata la conferma. Silvio Berlusconi è morto questa mattina alle 9:30 qui al San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso. Era stato detto per accertamenti programmati e solamente anticipati. Evidentemente la situazione è precipitata, ricordiamo Berlusconi era reduce da 45 giorni di ricovero sempre qui per via della forma di leucemia cronica di cui soffre da anni, di cui abbiamo saputo però solamente ai primi di aprile. In questo momento non so dirvi se il corpo di Silvio Berlusconi è ancora dentro l'ospedale o è già stato portato verso la sua residenza, ovvero Villa San Martino ad Arcore. Lo dico perché poco fa abbiamo visto uscire un furgoncino da vetri scuri, potrebbe quindi essere quello che ha portato via la salma di Silvio Berlusconi. Intanto vedo un capannello di colleghi che si sta avvicinando di nuovo al cancello, il passo carabile che potrebbe essere aperto. Disponibilità da parte del Comune di Milano alla Camera Ardenti, che quindi a questo punto potrebbe essere allestita nei prossimi
prossimi giorni e si andrebbe anche verso un funerale solenne a questo punto in Duomo, in Piazza del Duomo, qualora venisse dato l'ok ai funerali di Stato, che viene dato in questo momento come altamente probabile. Per il momento linea allo studio. E per le prime reazioni dal Quirinale andiamo dal nostro inviato Gaetano Barresi. Sì, buongiorno dal Quirinale. Il presidente Mattarella ha preso la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia poco prima dei colloqui con il presidente e la delegazione irachena, e durante questi colloqui il presidente Mattarella è filtrato, ha ringraziato il presidente iracheno Latif per le parole di cordoglio espresse per la morte dell'ex presidente del Consiglio. Qui al Quirinale è stato annunciato, l'ufficio stampa ha annunciato che sarà diffuso un comunicato sulla scomparsa di Berlusconi al termine dell'incontro con il presidente iracheno, che è finito da non molto, e dunque a breve dovrebbe esserci questo comunicato, perciò appena lo avremo naturalmente vi richiederemo la linea. E il cordoglio è arrivato da tutto il mondo politico italiano, a partire dal videomessaggio della presidente Giorgia Meloni in diretta. Federica Ionta. E sì, è proprio così. La Presidente del Consiglio ha voluto parlare in un video in cui ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi. Sentiamone un passaggio. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, e anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Alla notizia della scomparsa di Berlusconi, Meloni ha deciso di annullare tutti gli impegni istituzionali previsti per oggi. Meloni, infatti, lo ricordiamo, con Berlusconi era stata ministro per la gioventù dal 2008 al 2011, il più giovane ministro della storia italiana. Proprio in questi minuti la Premier avrebbe dovuto incontrare a Palazzo Chigi il presidente iracheno Latif. Il suo staff ha escluso per il momento la possibilità che la Presidente del Consiglio voli ad Arcore. Si attende poi la convocazione del Consiglio dei Ministri per l'eventuale via libera ai funerali di Stato dell'ex premier e senatore della Repubblica Silvio Berlusconi. Con Alessandro Campanella da Montecitorio, linea allo studio. Un vuoto che difficilmente potrà essere colmato, dice il presidente del Senato La Russa, mentre per il presidente della Camera Fontana, il leader di Forza Italia, ha contribuito alla crescita del nostro paese. E reazioni che chiaramente continuano ad arrivare e continueranno ad arrivare durante tutta la giornata dai partiti politici e non solo. Iniziamo dunque a sentire le prime parole del capogruppo alla Camera di Forza Italia, Barelli. Con il quale si è inventato nel 94 il centrodestra di governo e fino a qualche ora fa proiettato a immaginare un governo dell'Europa a trazione centrodestra, quindi è chiaro che il voto è enorme. Con la scomparsa del presidente Berlusconi se ne va un'epoca della storia italiana e delle nostre vite, ha scritto sui social Pier Ferdinando Casini, storico alleato del Cavaliere fino a qualche anno fa. Sentiamo le sue parole. È stato un uomo straordinario, ha coagulato il centrodestra e anche l'opposizione, ha fatto tutto. È stato un uomo capace di unire e di dividere come nessun altro. Ex compagno di viaggio per lungo tempo, anche l'attuale capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Lascia un vuoto enorme, è stato grandissimo in tutti i campi in cui si è cimentato. Uomini così nascono veramente di rado. Di rispetto, il Partito Democratico ha cancellato la direzione prevista per oggi e la segretaria Elly Schlein ha dichiarato poco fa alla stampa queste le sue parole. Si chiude un'epoca, siamo stati sempre avversari, ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia e della vita politica di questo Paese. E per una primissima analisi sulla figura di Berlusconi politico abbiamo al telefono l'editorialista Marcello Sorgi. Buongiorno. Buongiorno. Subito, cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi per la storia politica italiana? Ma Silvio Berlusconi è stato l'uomo simbolo della Seconda Repubblica, come Andreotti lo era stato della prima. È stato il primo a intuire le potenzialità del sistema maggioritario, ha fondato il centrodestra proprio perché non voleva che il centrosinistra vincesse, lui ha sempre continuato a chiamarli comunisti e ci è riuscito 2 volte a battere Prodi, ha governato a lungo, molto a lungo,
Diciamo che le ambizioni sono state sempre superiori ai risultati. Ecco, ma adesso come cambia il quadro politico del nostro paese con la scomparsa di Berlusconi? Ma Berlusconi rappresentava l'anima moderata del centrodestra e quindi un contrappeso importante che viene a mancare. Bisognerà vedere se questo scatenerà una corsa a coprire quel vuoto, cioè per dire se Meloni e Salvini si sposteranno più al centro, oppure se questo vuoto verrà riempito da altri, cioè il partito Forza Italia troverà un'altra leadership che però difficilmente potrà essere paragonabile a quella di Berlusconi. Grazie a Marcello Sorgi, buona giornata. E allora diamo di nuovo la linea a Gaetano Barresi. Torneremo dopo da Gaetano, intanto lo avete sentito, ha fatto il giro del mondo, la notizia, arrivano in queste ore i messaggi di cordoglio dai leader internazionali, ovviamente la notizia che campeggia sui siti di informazione di tutto il mondo. In studio c'è Francesco Mincone. Sì, cominciamo con dire che il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani si trova in missione a Washington per una serie di incontri, ma ha deciso di anticipare il suo rientro, vedrà soltanto in giornata il segretario di Stato americano Blinken e poi appunto tornerà a Roma. Intanto la notizia, lo dicevamo, è in apertura sui siti di tutto il mondo, andiamo in ordine sparso, ne citiamo qualcuno. La CNN: muore il premier showman, celebrità scandalosa, lo definisce il britannico Times, figura principale della destra italiana, secondo il francese Le Monde, l'uomo che ha definito l'Italia del XXI secolo per lo Spagnolo e il País. E arrivano anche i primi messaggi delle personalità internazionali, a partire dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che scrive: un combattente che ha lasciato il segno, grazie Silvio. Il portavoce della Commissione europea Eric Mamer ha espresso subito le condoglianze, specificando che Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, che al momento è in viaggio, poi rilascerà un comunicato. Il Presidente del Partito Popolare Europeo Weber ha scritto: Berlusconi ha lavorato con energia per la sua amata Italia, non dimenticheremo la dedizione e i suoi ideali europei. Silvio Berlusconi, un uomo che ha plasmato anche la politica estera dell'Italia negli anni in cui è stato al governo e non solo. Ricostruiamo la sua figura di statista internazionale nel nostro servizio. Grazie George W, grazie Tony. Grazie Vladimir. Pratica di mare, maggio 2002, Berlusconi saluta per nome i leader ospiti del vertice NATO che sigla l'amicizia dell'Alleanza Atlantica con la Russia, un successo diplomatico di Berlusconi che si rivela fragile ed effimero. È la politica estera di Berlusconi, disinvolta, sopra le righe, personale, pacche sulle spalle oppure le corna nelle foto ufficiali e mille altre gaffe, ma a modo suo Berlusconi interpreta la politica estera dell'Italia, fedele alleata di Washington, però aperta a Mosca. An universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. È un grande amico, George W. Bush. Berlusconi schiera subito le forze italiane in Afghanistan e in Iraq, ma è un grande amico anche Putin. Gli affari contano, gas e Made in Italy. In quegli anni Berlusconi presiede quelli che erano i G8 con la Russia, il G8 insanguinato di Genova, poi quello tra le macerie dell'Aquila terremotata. Nel 2008 Berlusconi incassa un accordo storico con la Libia di Gheddafi. 3 anni dopo si aggrega a malincuore all'intervento internazionale contro il Rais di Tripoli. Nei rapporti con la Francia, con la Germania e con Bruxelles alti e bassi. Berlusconi porta Forza Italia nella famiglia popolare europea, ma nel 2011 un sorriso beffardo di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, in risposta a una domanda su Berlusconi, diventa la fotografia del declino e dell'isolamento del cavaliere sulla scena internazionale. Berlusconi e la giustizia, un lungo braccio di ferro con i magistrati. Una lunghissima storia di inchieste, processi e sentenze, storia che ha praticamente accompagnato tutta la carriera del Berlusconi politico, data chiave 22 novembre 94. L'allora Presidente del Consiglio, mentre presiede la conferenza delle Nazioni Unite sulla criminalità, riceve un avviso di garanzia anticipato dal Corriere della Sera per l'inchiesta Telepiù, prima pay TV calcistica. È l'inizio di un braccio di ferro con i magistrati sfociato in diverse occasioni in vero e proprio scontro. Da quel momento il Cavaliere diventa
protagonista di quasi 40 procedimenti penali e una novantina di gradi di giudizio per un totale di circa 3.000 udienze. L'unica condanna definitiva è datata 2013, 4 anni di carcere per frode fiscale. Il caso è quello della compravendita dei diritti TV Mediaset. Tutti gli altri procedimenti finiscono con archiviazione o proscioglimento in fase di indagini preliminari oppure in assoluzione in caso di processo. Mafia, Mediatrade, Mondadori, il caso Mills e le presunte tangenti alla Guardia di Finanza, la presunta compravendita di senatori per far cadere il governo Prodi nel 2008. Così anche per i processi nati dagli scandali sessuali o dalle cosiddette cene eleganti nelle residenze di Berlusconi. Il caso Escort, Ruby, le Olgettine, percorsi processuali tutti finiti con assoluzione. Bruno Sokolovic, GR1. Il Berlusconi imprenditore, dagli immobili all'editoria, dalle telecomunicazioni al calcio, il leader di Forza Italia ha fondato un impero. L'avventura imprenditoriale di Silvio Berlusconi parte nel 1963 dal settore immobiliare, fonda la Cantieri Riuniti Milanesi e inizia ad acquistare terreni, il primo in via Alciati a Milano per 190 milioni di lire, con la fideiussione del banchiere Carlo Rasini dell'omonima banca nella quale il padre di Silvio, Luigi, lavorava come procuratore generale. Il salto di qualità arriva però nel 1968 con la Edil Nord che rileva terreni a Segrate per oltre 700.000 metri quadri, progetta e realizza il quartiere residenziale innovativo di Milano 2. Alla fine dei 70 Berlusconi, appagato dal settore edilizio, è già proiettato verso un nuovo business, quello delle telecomunicazioni. Una sentenza della Corte Costituzionale liberalizza l'esercizio dell'editoria televisiva, fino a quel momento appannaggio dello Stato, estendendolo alle emittenti locali. Proprio nella sua Milano 2 Berlusconi rileva Telemilano, che 2 anni dopo ha copertura nazionale e prende il nome di Canale 5. Parallelamente Berlusconi riunisce in una holding, la Fininvest, tutte le attività a lui riconducibili. Nel 1982 il gruppo si allarga con l'acquisto di Italia 1 dall'editore Rusconi e nell'84 di Rete 4 dalla Mondadori. Nello stesso anno la magistratura oscura le reti Fininvest che ormai trasmettono a livello nazionale per violazione della legge che proibiva alle reti private di coprire l'intero territorio. Ma un decreto legge del governo Craxi interviene a sanare, tra le polemiche, la situazione della Fininvest. Finisce così di fatto il monopolio televisivo Rai, ma solo nel 1990 la legge Mammì riordinerà l'intera materia. Dal 93 il marchio Mediaset, oltre 6.000 dipendenti e 3 miliardi e mezzo di fatturato, dati 2015, raggruppa le attività televisive del gruppo. Le ultime evoluzioni saranno nella TV satellitare e on demand. Silvio Berlusconi è stato inoltre attivo nel campo dell'editoria, acquisendo la maggioranza di Mondadori, settore libri e periodici, testate celebri come TV Sorrisi e Canzoni, case editrici come la Inaudi, recentemente la Rizzoli e altre minori. Nel cinema è stato infine titolare della casa di produzione e distribuzione Medusa Film. Luigi Massi, GR1. E torniamo adesso al Quirinale dal nostro inviato Gaetano Barresi, perché ci sono le prime parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sì, l'annunciato comunicato adesso è stato diffuso. Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane, scrive Mattarella. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua discesa in campo con un partito di nuova fondazione ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo. La nota del Quirinale prosegue: la leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per 4 volte la carica di Presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale come l'attentato alle Torri Gemelli, la lotta al terrorismo internazionale, gli sconvolgimenti finanziari del 2008. Ha progressivamente integrato il movimento politico da lui fondato nella famiglia popolare europea, favorendo continuità nell'indirizzo atlantico ed europeista della nostra Repubblica. È stata una persona, scrive Mattarella, dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Ha conquistato posizioni di assoluto rilievo nell'industria televisiva e nel settore dei media, ben prima del proprio impegno diretto nelle istituzioni. È stato artefice, nota Mattarella, anche di importanti successi nel mondo dello sport italiano. Il Capo dello Stato esprime il suo cordoglio e la sua solidarietà ai figli e tutti i familiari, al partito, a coloro che più gli sono stati vicini nella vita e nell'ultima battaglia contro la malattia che, nota Mattarella, è stata combattuta con coraggio ed esemplare ottimismo.
Dal Quirinale è tutto, restituisco la linea. Ed è intervenuto poco fa anche l'ex presidente della Banca Centrale Europea ed anche ex presidente del Consiglio Mario Draghi. Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi 50 anni. Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, da leader politico ha trasformato appunto la nostra politica. Alle 13:20 le altre notizie. Cominciamo dalla cronaca con la scomparsa della piccola Cata a Firenze. Ancora senza esito le ricerche della bambina di 5 anni. In diretta la nostra inviata Elena Baiocco. C'è un fascicolo aperto dalla Procura di Firenze per la scomparsa della piccola Cataleia. L'ipotesi è sequestro di persona. Gli inquirenti dunque, dopo aver ascoltato la mamma, altri stranieri che occupano l'ex hotel Astor, qui dove mi trovo, sospettano che la piccola possa essere stata rapita. Da capire se per vendetta e se legata alle controversie sull'occupazione abusiva della struttura di cui vi abbiamo parlato. Il consueto berretto e gli occhiali da sole per coprire le lacrime. Caterina è apparsa davanti a noi, circondata dalle amiche, e ci ha ribadito di aver fatto agli investigatori il nome di chi potrebbe aver preso la figlia. L'ascoltiamo. Lasciala tornare a casa, sono disesperata, sono 3 giorni che non la vedo. Ora io devo andare a attaccare questa foto per tutte le parti. Manifesti affissi da un corteo che l'ha accompagnata fino al Tribunale dei minori di Firenze. Accanto a lei Cinzia, la zia della bambina. Sentite che cosa ci ha detto. Su chi ricadono questi sospetti? Dei vicini di sopra, quelli del secondo piano. Con cui c'è stata una lite? Sì, hanno minacciato mia cugina e suo fratello, dicendole che faranno pagare. Voi siete andati a parlare con questa famiglia? Sì, hanno detto che non c'entrano nulla. E intanto il papà della piccola, che è in carcere per reati contro il patrimonio, ha tentato il suicidio ingerendo detersivo, è stato curato. Alla domanda se la bimba di 5 anni sia ancora viva, il generale dei carabinieri Vitagliano in conferenza stampa ci ha risposto: per ora non abbiamo fortunatamente elementi che ci dicano il contrario. Da Firenze è tutto, a voi la linea. La guerra in Ucraina continua, la controffensiva di Kiev che annuncia la liberazione di un altro villaggio nel Donetsk, mentre Mosca dichiara di aver respinto gli attacchi. Gli ucraini annunciano la liberazione di un altro villaggio nel Donetsk, il quarto in pochi giorni, mentre il portavoce del gruppo orientale delle forze armate del presidente Zelensky dichiara che l'esercito di Kiev ha guadagnato alcune centinaia di metri a nord e a sud di Bakhmut. Si combatte furiosamente anche a sud con attacchi ucraini sulle città occupate di Melitopol e Tokmak. Intanto bombardamenti russi senza tregua e di 4 civili morti e 18 feriti il bilancio delle ultime aggressioni di Mosca su diverse regioni. Nel mirino, oltre al Donbass, anche Kharkiv a nord-est, e nella sola Kherson 26 attacchi in poche ore. Nel frattempo nuovo allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Atomica Grossi per la centrale di Zaporizhzhia, rilevate significative discrepanze nei dati sul livello dell'acqua della diga di Nova Kakhovka, devastata giorni fa. Le sue acque necessarie per il raffreddamento dei reattori dell'impianto nucleare. Grossi domani sarà sul posto per le verifiche. Sulla questione è intervenuto il ministro dell'ambiente di Kiev, chiarendo che il livello delle acque della centrale appare sotto controllo. Claudia Stamerra, GR1. Prosegue la convalescenza del Papa al Gemelli. Per il pontefice è stata una mattinata di lavoro. Il decorso post-operatorio, fa sapere la sala stampa vaticana, è regolare. Francesco continua ad alimentarsi normalmente. Presentata la 34esima edizione di Musicultura, rassegna dedicata alle nuove tendenze della canzone popolare e d'autore. Rai Radio 1 è la radio ufficiale della manifestazione. L'Arena Sferisterio di Macerata, uno dei luoghi più suggestivi per lo spettacolo dal vivo, accoglierà le serate conclusive della 34esima edizione di Musicultura, venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023. Ezio Nannipieri, direttore artistico. Ci dobbiamo aspettare, direi, sorprese ed eccentricità. Ma chi sono gli 8 vincitori? Allora, Amarti, Ilaria Argiolas, Cecilia, L'Amante, Simone Matteuzzi, Santa Marea, Cristiana Verardo e Zic. Gli ospiti? E con noi saranno Ermal Meta, Paola Turci, Fabio Concato, Dardast, Chiara Francini, Mogol, un coro salentino, coro a coro e tanti altri. Alla conduzione quest'anno per la prima volta Flavio Insinna. Già ho capito che tu vuoi l'idea conduzione, c'è Carolina Di Domenico, io aiuto, io sposto i microfoni, le cose, se un batterista c'ha bisogno della mano. No, ma lo dico veramente, cioè, siamo là, è una festa. Che cosa
Cosa si aspetta? Che sia musica, cultura, che le persone abbiano sempre meno paura della parola cultura e della cultura in sé, e la musica poi lo dicono quelli bravi, salva il mondo. Accanto a lui, Carolina Di Domenico. Mi aspetto di conoscere dei talenti incredibili. Marcella Sullo, GR1. E torniamo sulla notizia del giorno, la morte di Silvio Berlusconi a Milano, dove in diretta c'è il nostro inviato Claudio Vigolo. Sì, la notizia che vi possiamo dare adesso è che sono confermati i funerali di Silvio Berlusconi, si terranno mercoledì nel Duomo di Milano. La conferma arriva dalla diocesi menichina, che non ha dato però ancora indicazioni sull'orario delle esequie. Sappiamo che parteciperà anche il capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, e quindi è probabile, molto probabile a questo punto, che il furgone che abbiamo visto uscire 10 minuti prima delle 13 fosse quello che conteneva la salma di Silvio Berlusconi, a questo punto in viaggio verso Villa San Martino ad Arcore, dove i colleghi presenti ci dicono siano già in corso preparativi per quella che potrebbe essere una camera ardente riservata, come dire, alle personalità, alle persone più vicine. Non sappiamo ancora invece se sarà allestita nel centro di Milano una camera ardente aperta al pubblico. Per il momento lì nello studio. Grazie per la collaborazione. Gianluca Ruggirello, siamo tornati in studio, ci sono altre reazioni dal mondo politico? Sì, esatto, il cordoglio continua ad essere bipartisan, sono arrivate anche le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini. Al di là della grandezza politica e imprenditoriale dell'uomo, dice il leader Salvini, c'è anche l'aspetto umano, e lui ricorda anche appunto delle battute che il leader di Forza Italia Berlusconi gli aveva fatto recentemente. Non aveva mai digerito che portarsi la barba, dice, poi se l'è fatta andare bene. Ecco, questo è un ricordo personale di Salvini. Poi sono arrivate anche considerazioni più generali da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace sinceramente per chi sta piangendo la dipartita di Berlusconi in quanto persona a cui voleva bene. Il mio pensiero va alla famiglia, agli amici e alla compagna. Così Ricciardi dal Movimento 5 Stelle. Berlusconi, lo sappiamo, è stato protagonista anche nel mondo del calcio, storico, proprietario e presidente del Milan, con cui ha vinto decine di trofei, tra cui 8 scudetti, 5 Champions League e un mondiale per club. Il servizio di Francesco Repice. Si chiamava Torre Scala, squadretta di un centro Opus Dei dalle parti della stazione centrale di Milano, diventò Edil Nord e fu portata a Brugherio da un 27enne sfacciato e sognatore che fece l'autista, il magazziniere, il direttore sportivo e l'allenatore. Con Silvio Berlusconi in panca, l'Edil Nord mise in bacheca 3 vittorie in 3 anni diversi, in 3 tornei diversi, e coltivò da allora e per sempre l'avversione epidermica al catenaccio. L'impossibile non è mai esistito per il presidente Berlusconi, nemmeno quando ci fu da ringraziare il totem Nils Lidolm, mettendolo alla porta per dare il Milan in mano a un rappresentante di scarpe di Fusignano dal nome risorgimentale Arrigo e dal cognome che più romagnolo non si può, Sacchi. Soldi spesi? Tantissimi. Arrigo, tu sei un rivoluzionario, ma Van Basten mi ha detto o io o lui. Scegliere tra il Cigno di Utrecht e l'Omarin di Fusignano, che ancora oggi amabilmente si detestano, fu persino troppo semplice per un cultore dell'estetica, che però andò oltre, mettendosi nelle mani di mister pragmatismo Fabio Capello, l'opposto di Sacchi, per poi tornare in Romagna da quel bolscevico di Zaccheroni Alberto e constatare, suo malgrado, che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambiava, che sia albero di Natale allora, con un contadino di nascita, Carletto Ancelotti, capace, grazie al suo buonsenso, di soddisfare la voglia di bello che ossessionava il capo, innalzando il Milan a club più vincente al mondo. Certo, senza il signor Galliani Adriano tutto ciò non sarebbe magari mai accaduto fino ai nostri giorni, col Monza Primamore ed un nuovo nome, Palladino Raffaele, da lanciare nella mischia pallonara. Manco a dirlo, con successo. Direttore Francesco Pionati, vice direttrice Carmen Santoro, responsabile di edizione Cecilia Narducci, in regia Gabriele Cagliazzo e Maurizio Possanza. Ora c'è lo sport, Erika Crispo, buon ascolto su Radio 1. Scopri Sanremo come non l'hai mai vista. Regalati un soggiorno tra spiagge, mare e relax. Lasciati stupire dalla storia e dalla bellezza di luoghi e strade senza tempo. Sanremo ti aspetta. In DR ci teniamo al tuo comfort. Vieni a provare il nuovo cambio automatico